Nel giorno del ricordo dedicato al giudice antimafia Giovanni Falcone e alle vittime della strage di Capaci, due cortei si levano nel pomeriggio, uno dall'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, l'altro da via D'Amelio, per congiungersi e arrivare fino all'Albero Falcone in via Notarbartolo, l'albero della pace. Ricordando lungo il percorso le vittime della mafia, le migliaia di persone che hanno partecipato alla commemorazione della strage di Capaci hanno intonato l'inno di Mameli. Più di 10.000 riunite davanti all'Albero Falcone in via Notarbartolo, davanti all'edificio dove abitavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo. Alle 17:58 poi il minuto di silenzio, scandito dal trombettiere della Polizia di Stato. Presenti al lungo corteo i leader di CGIL e della CISL, Camusso e Bonanni. Dal presidente napolitano un avvertimento: la mafia potrebbe tornare alle stagioni stragiste. Beh, come sempre le stagioni stragiste sono le stagioni nelle quali capiscono che si sta colpendo i loro interessi, i beni confiscati che vengono riutilizzati sono un chiaro segnale del intervenire rispetto al cuore economico della criminalità organizzata. Hanno sempre avuto questa come forma di reazione e proprio per questo è necessario non abbandonare mai la mobilitazione, l'iniziativa, la vigilanza e il sapere che sono reazioni perché si sta intervenendo nei loro confronti. Significa ricordare delle persone che sono state leali con lo Stato, con la loro comunità e con loro stessi, con il loro senso del dovere. È un esempio importante per l'Italia di oggi, ecco perché è importante commemorarlo.